I dati che oggi abbiamo dall'infezione sono così descritti: incidenza, quindi stiamo parlando della valutazione settimanale, 317,1. Quindi questi sono i contagiati su 100.000 abitanti a settimana, 317,1. R con T, 1,39. E adesso i parametri che ci interessano di più: occupazione e terapie intensive, 10%, occupazione area non critica, 8%. Cosa accade allora? Accade che i tre parametri che debbono essere tutti e tre valutati per il passaggio di zona sono l'incidenza 3,17, per il passaggio di zona bisogna avere 150, quindi primo parametro superato. Occupazione area critica, terapie intensive, siamo al 10%, io direi secondo parametro superato, perché è 10%. Occupazione area non critica, siamo all'8%, dobbiamo arrivare al 15%. Quando arriveremo al 15%, se ci arriviamo, passeremo in zona gialla. Quindi questa settimana, pur avendo due parametri su tre da zona gialla, ancora non vedono il vento in zona gialla. Quindi siamo appesi al filo dell'occupazione in area medica, nell'area non critica.